aumenta la tensione e supera l'isolante per andare a massa. In questo frangente si creano delle piccole scintille tra il capocorda e la massa stessa. Per una allotropia dell'ossigeno, differenza di potenziale, l'ossigeno diventa ozono, diventa O3. Quindi l'ozono, essendo un ossigeno molto forte, aumenta il processo dell'ossidazione dei metalli. L'ossido è un isolante e aumenta la tensione. Quindi la tensione non passa più e tu c'hai la macchina che segreta. Il meccanico, senza saperlo, magari tira giù, lo toglie, lo rimette su, porta via quella patina di ossidazione che si è fatta, la macchina va bene, ti ciuccia 1000 euro.